Friuli Venezia Giulia is expanding public dental care, raising income thresholds, and adding new services to reach more families. Officials say the reform aims to make treatment more accessible, especially for children, low-income households, and vulnerable patients, while strengthening a system that now covers about 8% of dental care in the region. Friuli Venezia Giulia viene riconosciuto un ruolo di assoluta prima fila nel garantire delle risposte assistenziali che in altri posti in Italia non ci sono queste. Questa esperienza importante che va avanti da 10 anni e che garantisce in questa regione una risposta di odontoiatria pubblica che vale l'8%, a differenza che la media nazionale vale 4%. In realtà questo è stato un percorso organizzato dai professionisti consapevoli delle disponibilità e dell'impegno che mettono a disposizione. Quindi non pensiamo che aumentino le liste d'attesa, anzi pensiamo di migliorare nettamente il servizio con maggiori risorse investite dalla regione stessa. In Italy, but not only in Italy, there is a great part of people that cannot go to the dental treatment in private practice. This happens for social and economic and for sanitary items. And so this is a great sanitary and healthy problem, and we try to help to find a solution, because this can bring to big health problem for our patients. So it's a great effort of our region to improve the offer of dental treatment in our region.